Bentrovati. In questa clip ci occupiamo della posposizione del verbo nella frase, posposizione che osserviamo nell'italiano regionale di Sardegna e che merita un discorso e un approfondimento particolare. Parliamo sia della posposizione del verbo principale rispetto a un participio passato, rispetto a un sintagma nominale, oggetto o rispetto per esempio a un gerundio, ma ci occuperemo anche della posticipazione dei verbi ausiliari e dei verbi servili. Qualche esempio ci aiuta a capire meglio di che cosa si tratta. Vi dico in premessa che anche in questo caso le differenze che si percepiscono nell'italiano parlato nelle diverse aree della Sardegna sono dovute alla collocazione dei verbi che troviamo nelle diverse lingue parlate in Sardegna. Ricordate la cartina colorata della RAS che abbiamo visto nei primi videoclip e che qua ora, seppur fugacemente, rivediamo. Così, per esempio, nelle zone in cui si parla sardo, in frasi enunciative, enfatiche o nelle risposte a delle domande, nell'italiano dei sardi possiamo sentire frasi come il libro voglio oppure Anna c'è andata. Frasi che costituiscono o dei semplici usi enfatici oppure delle risposte a domande come che cosa vuoi? E allora la risposta è il libro voglio, oppure chi c'è andata? E la risposta allora è Anna c'è andata. Come ci ricorda la professoressa Ines Loi Corvetto, lo stesso fenomeno è frequente nell'italiano che si sente nelle aree della Sardegna in cui si parla la lingua sarda, ma non in Gallura e a Sassari e nei paesi limitrofi. Questo fenomeno lo troviamo, dicevo, nelle frasi interrogative. Il libro vuoi, freddo hai, cantare devi. E come ho detto, questa collocazione particolare dei verbi non la troviamo invece nell'italiano parlato in Gallura o nell'italiano parlato a Sassari. Da dove ci deriva la posposizione dei verbi? È chiaro che si tratta di un calco sintattico sulle corrispondenti forme sarde. Sul libro oisi, frius udensi, cantai depisi e così via. Anche in questo caso, oltre alla posposizione del verbo nella frase, anche la particolare intonazione con cui pronunciamo le interrogative svela la nostra regionalità e potrebbe addirittura dar luogo anche a qualche fraintendimento da parte di chi non è sardo. Cioè, una frase come il libro vuoi, in italiano standard esiste, si può pronunciare, ma esprime meraviglia, mentre nell'italiano regionale di Sardegna è una semplice interrogazione per sapere, che potremmo anche esprimere con l'interrogativa il libro lo vuoi, cioè con la dislocazione a sinistra e la ripresa pronominale. La stessa posposizione, come abbiamo già accennato in un'altra clip, la troviamo nelle proposizioni interrogative dirette con riferimento alla posizione del verbo ausiliare rispetto al verbo principale nei tempi composti. Quindi sentiamo e pronunciamo delle frasi del tipo piaciuto ti è il libro, salutato l'hai a Franco con quella a che indica il cosiddetto accusativo preposizionale. Pensiamo per esempio al capito mi hai che Lucio Salis lanciò negli anni '80 nella trasmissione Drive-In e che ebbe un effetto straordinariamente efficace
nel farci prendere coscienza come parlanti sardi della regionalità del nostro italiano. Anche in questo caso è chiaro che questa struttura sintattica ci deriva dalla corrispondente struttura presente nella lingua sarda. E anche qui, come per tante altre caratteristiche, pensiamo all'uso particolare di tutto, chi tutto c'era alla partita, cosa tutto gli hai detto, cosa tutto stai facendo e così via. Oppure pensiamo all'uso del verbo fare per esprimere il concetto di essere possibile. Non fa a mettere ballo sardo in disco, dicono molti ragazzi. L'assemblea d'istituto domani non fa a farla e così via. Ebbene, si tratta di fenomeni che emergono nel parlato di persone che non parlano il sardo, come purtroppo sta avvenendo oggi per molti ragazzi, per molte ragazze, che crescono in un ambiente familiare, in un ambiente scolastico, in un gruppo amicale italofono e che il sardo non lo parlano. Non è vero quindi che la conoscenza di più lingue favorisce l'emergere di fenomeni di mescolanza, di fenomeni di interferenza linguistica. È vero semmai il contrario, che conoscere più lingue e usarle consapevolmente aiuta a tenerle distinte. E il senso di queste nostre chiacchierate, pensate dal Centro per i Servizi Culturali UNLA di Oristano, è proprio quello di favorire la presa di coscienza di noi sardi della ricchezza del nostro repertorio linguistico. Un repertorio che, come abbiamo già detto, è formato da due lingue che in Sardegna, dove si parla sardo, sono il sardo e l'italiano, e dalle rispettive varietà. E l'italiano regionale di Sardegna è una di queste varietà, quindi continuiamo pure a parlarlo e continuiamo a scriverlo, ma sapendolo e conoscendolo, individuandolo come una varietà del nostro repertorio e soprattutto evitandolo quando invece è opportuno ricorrere all'italiano standard. In questo videoclip non aggiungerei altro, vi ringrazio e come sempre, asidorra viri un saluti.